Incontriamo in ogni elemento della natura la polarità, il complesso di azione e reazione, un contrasto di oscurità e luce, di caldo e freddo, di flusso e riflusso, di maschio e femmina, di ispirazione ed espirazione delle piante e degli animali. La natura è tutta tagliata in due da un imprescindibile dualismo e in questa maniera ogni cosa è una metà ed evoca un'altra cosa che la rende intera. Ogni eccesso determina una mancanza, ogni mancanza un eccesso. In ogni cosa dolce vi è un po' di aspro, ogni cosa buona ha il suo lato cattivo. È così che l'unico infinito si manifesta, attraverso tensioni complementari e antagoniste. Uomo, artefice del proprio destino e anche di quello della natura, legato ad essa da un rapporto profondo che divenne già lontanamente pratica e arte di coltivare la terra per ricavarne prodotti destinati all'alimentazione. L'idea che l'agricoltura fosse santa ispirò ambienti umanistici e religiosi già lontanamente. Circolava nel Cinquecento per opera dell'illustre studioso, scrittore e mecenate veneziano Alvise Cornaro l'ideologia della santa agricoltura, secondo la quale l'attività di bonifica è la continuazione dell'opera divina di separare le acque dalla terra. La bonifica è l'approntare tutti i mezzi utili per dividere e allontanare dai terreni paludosi le acque indesiderate. Per questo lavoro si erano organizzate nell'antichità le grandi civiltà fluviali della mezzaluna fertile. Durante il Medioevo in Italia si erano distinti i benedettini, di cui i patrizi veneziani ammiravano e invidiavano le migliaia di campi della bassa padovana fino a Chioggia, bonificati sul finire del 400 dalla congregazione di Santa Giustina. Per la verità, anche altre ragioni spinsero il patriziato veneziano a considerare la terraferma. Dopo la scoperta del nuovo continente, il baricentro dei traffici commerciali si stava spostando dal Mediterraneo all'Atlantico e i mercanti veneziani giudicavano meno rischioso e più vantaggioso acquistare a basso costo vasti appezzamenti acquitrinosi per metterli a coltura. Non solo i privati erano interessati a recuperare terre all'agricoltura, il governo stesso della Serenissima si rendeva conto che i territori bonificati avrebbero prodotto buone quantità di frumento, limitando così la fuoriuscita di gran quantità d'oro per comprare frumenti stranieri. Il governo stesso della Serenissima si rendeva conto che i territori bonificati avrebbero prodotto buone quantità di frumento, limitando così la fuoriuscita di grande quantità d'oro per comprare frumenti stranieri. Per affrontare queste nuove esigenze e la complessa materia in campo amministrativo, la Repubblica Veneta istituì nel 1545 in via provvisoria e nel 1556 in via definitiva i provveditori sopra gli loci inculti. Stabilì anche quali dovevano essere i criteri generali e cui dovevano attenersi i privati che intendevano bonificare i loro terreni. Lo strumento operativo messo in atto fu il consorzio, ossia l'insieme degli interessati ad un ben individuato e circoscritto intervento di bonifica. Da questo momento il consorzio diventa il protagonista della redenzione delle terre rimaste incolte a causa dell'acqua. Le spese dovevano essere sostenute dai proprietari delle terre, poiché ne avrebbero tratto beneficio, che fossero d'accordo o meno. La contribuzione era proporzionata all'estensione del terreno. L'autorizzazione ad istituire un consorzio dipendeva dall'utile che i richiedenti avrebbero ricavato. Doveva essere 4 volte superiore alle spese che si andavano a sostenere. In questo clima culturale, in questa situazione socio-economica e contesto politico-amministrativo, nella seconda metà del Cinquecento cominciò a diffondersi in tutto il territorio della terraferma l'istituto del consorzio. Dalla seconda metà del Cinquecento facciamo un bel salto in avanti, arriviamo al 2012
È tempo in cui l'agricoltura gioca un ruolo determinante nel gestire le risorse idriche e nel consentire la ricarica artificiale della falda, in particolare dell'alta pianura, laddove l'equilibrio del sistema idrico è più delicato e attualmente più a rischio. E tali aree, infatti, possono essere utilizzate per infiltrare acqua al fine di ricostituire l'originario livello delle falde. Se fino ad oggi il binomio acqua-agricoltura è sempre stato letto come acqua per l'agricoltura, la relazione è cominciato ad invertirsi ed ora il binomio potrà essere letto come l'agricoltura per l'acqua. L'agricoltura può giocare un ruolo importante, a volte essenziale, per creare un territorio ricco d'acqua e sicuro dall'acqua. Per esempio, il territorio agricolo può ospitare, in caso di necessità, l'acqua in eccesso nei fiumi. Aree agricole possono ospitare sistemi filtro, zone umide e sistemi forestali filtro, e nelle zone di alta pianura sopra la fascia delle risorgive possono essere utilizzate per infiltrare acqua al fine di ricostituire l'originario livello delle falde. La sintesi ottimale sarebbe l'integrazione delle due formule: acqua, agricoltura, agricoltura, acqua. Imprescindibile è sinergia tra risorsa idrica e mondo agricolo. In questa puntata si farà il punto sulla realtà delle aree forestali di infiltrazione, AFI, le particolari superfici agricole che possono essere utilizzate per infiltrare acqua, valorizzare i digestati prodotti dagli impianti a biogas e produrre biomasse legnose ai fini energetici. E proprio su questa realtà ha fatto il punto il seminario svoltosi recentemente presso il Consorzio di Bonifica Brenta. Acqua, l'oro bianco del mondo, da mettere in cassaforte. È veramente un oro bianco da mettere in cassaforte. Io qui ho anche un libro, si dice Acqua in cassaforte, ed è un trust proprio che riguarda un percorso che abbiamo fatto. Questo solo per dire, ieri a Sandrigo nel corso d'acqua il Tesina e vicino ai Capofonti, che sono delle risorgive stupende. Però perché ci siano le risorgive? Perché il nostro sottosuolo abbia acqua, molta acqua, visto che in questi ultimi tempi se ne parla molto, ma vediamo anche la situazione del tempo come va, soprattutto meteorologica, i cambiamenti che ci sono, dobbiamo veramente metterla in cassaforte. Ecco che noi come Consorzio di Bonifica Brenta abbiamo attualmente 4 ricariche come questa funzionale, ne abbiamo altre in programma, e queste ricariche sono veramente importanti perché l'acqua va soprattutto messa in queste scoline che sono anche vicine a delle piante di pioppo, di platano e anche di frasse, no? Che queste servono anche per fare cippato. Volevo dire, l'acqua viene messa soprattutto in queste scoline nei momenti di abbondanza d'acqua. Questo è molto importante, abbondanza d'acqua, e si va soprattutto da settembre fino a marzo, aprile, a seconda come va la stagione. Questo vuol dire mandare molto acqua in sottosuolo per i prelievi che sta portando avanti anche la nostra regione Veneto con Veneto Acque, ma non solamente, e per far sì che le nostre risorgive rimangano belle vive e soprattutto che si riesca a accumulare acqua nei momenti di abbondanza. La Bonifica ha potuto contare nel mese di maggio scorso su una settimana di riconoscimenti, la settimana nazionale della Bonifica. È proprio la terra che va festeggiata e le opere dell'uomo ad essa collegate. Spendessimo meno soldi per autocelebrarci, destinandoli alle risorse primarie, diventeremo tutti più ricchi. Di buon gusto sicuramente. Sì, intanto si colloca nell'ambito della settimana nazionale della bonifica, che è un evento che in tutta Italia i consorzi di bonifica stanno promuovendo proprio per far conoscere alla cittadinanza le loro attività e cosa si può fare per una migliore gestione delle acque, in cui tutti possono essere protagonisti, anche il singolo cittadino, quindi è un modo per coinvolgere assolutamente.
Diamo un colpo d'occhio all'amica Brenta. Ne sa qualcosa il fiume di quanto avviene nel sottosuolo. Mettiamo i piedi ogni giorno su un bacino idrogeologico ricco di risorse idriche superficiali e sotterranee. E quando ebbe fine l'era delle glaciazioni e con l'innalzamento della temperatura, lo scioglimento dei ghiacciai e il conseguente formarsi di corsi irruenti di fango e ghiaia lungo il territorio planiziale, si formò la Brenta. Vi parliamo di 18.000 anni fa. Dopo qualche millennio, il clima più umido e temperato favorì il formarsi di boschi di conifere e caducifogli in prossimità dei corsi d'acqua. In una pianura fertile e ricca d'acqua, il popolo veneto, come ricorda Omero, si distinse per la sapienza nel lavoro artigianale e nella pastorizia. È giunto il tempo, alle soglie del terzo millennio, di dimostrare sapienza nel proteggere questa risorsa straordinaria, perché si sta impoverendo. Siamo noi che stiamo rischiando proprio di perderla. Abbiamo visto negli ultimi anni come passi dall'alluvione alla siccità. I climatologi ce l'avevano detto, guardate che questo sarà uno degli effetti del cambiamento climatico, adesso purtroppo lo stiamo sperimentando e quindi non abbiamo più la garanzia che i cicli della natura da soli ci diano tranquillamente quell'acqua a cui noi eravamo abituati, pensavamo fossero problemi del sud o di altre parti del pianeta. Abbiamo i mezzi tecnici, abbiamo i mezzi economici, abbiamo la capacità organizzativa e quindi si tratta adesso, come si dice, di passare dalle teorie, dai progetti ai fatti. Qui lo si sta facendo, questa bella collaborazione tra un consorzio di bonifica, nel caso specifico il consorzio Brenta, la regione, una sua azienda operativa come Veneto Agricoltura, sta mostrando che un'idea tutto sommato semplice, che si può realizzare con cifre anche piuttosto contenute, può dare dei risultati importanti. Abbiamo parlato di quasi 1 milione di metri cubi di acqua per ettaro e per anno che un'area forestale di infiltrazione può infiltrare. Quella delle AFI è una delle tecniche, qui oggi presentiamo i risultati finali e oltre a questa tecnica sappiamo che ce n'è un'ampia famiglia in cui ce ne sono numerose altre che possono dare gli stessi risultati. Questa coinvolge molto il mondo agricolo e il mondo dei consorzi di bonifica e quindi pensiamo che anche dopo questa pubblicazione che oggi abbiamo presentato ci potranno essere varie ripetizioni nel territorio delle nostre iniziative. E dire, ingegnere, che ci sono stati dei momenti in cui si è messa in discussione l'importanza dell'opera dei consorzi. Superficialità di giudizio e ignoranza vengono poi sopraffatte dalla paura di perdere i beni primari per l'esistenza. Basta un'alluvione, la siccità o un terremoto per tornare a ragionare. Ci sono stati dei malintesi, nel senso che i consorzi non avevano sufficientemente fatto capire quale potesse essere la loro importanza per il territorio. Eventi purtroppo anche estremi come le alluvioni invece l'hanno fatto capire a tutti e quindi da quel momento si è anche un po' cambiato atteggiamento anche da parte un po' del mondo amministrativo e politico, che ha compreso appieno le varie funzioni che hanno i consorzi, sia per la difesa dalle acque sia invece per una migliore gestione delle acque. I periodi che si continuano a verificare di alternanza di siccità e piogge invece abbondanti non fanno che dimostrare come sia indispensabile una corretta gestione delle acque. Argomento molto interessante che prepara scenari e competenze rivoluzionarie per la gestione intelligente, concreta del territorio, dell'acqua. Acqua, oro bianco da mettere in cassaforte. Ora permettiamoci però un gioiello di aperitivo, un buon durello. Andiamo a farcela i castelli di Giulietta Romeo a Montecchio Maggiore. Poi rientriamo nelle campagne di Schiavon per documentare il ruolo determinante che agricoltura e diffusione sul territorio delle aree forestali di infiltrazione si stanno giocando. Allora, siamo sempre nel tema dell'agricoltura, dimensione vitivinicola però. Bisogna dire, direttore, che ogni annata è tutt'altro che scontata. È banale dire che la natura non si comanda, ma è proprio così ed è bello così, quindi sta a noi capire, interpretare ogni annata e scrivere un po' di storia, perché ogni annata scrive la sua storia, ogni annata deve essere bagaglio culturale per l'annata successiva e fa anche parte delle nostre sfide,
perché partendo proprio dal vigneto, che è l'essenza di tutto, perché del vino, il vigneto vuol dire territorio, terreni, esposizioni, condizioni culturali, quindi sistemi di allevamento, gestione del verde, epoca di raccolta, che è la sintesi che deve fare l'enologo in collaborazione con l'agronomo e l'agricoltore, di cercare di tirar fuori il meglio da quello che la natura ci dà. Questo è fondamentale. Purtroppo, o per fortuna io dico, l'Italia ha molte sfaccettature e quindi a noi aspetta solo di dare cultura al consumatore, perché è molto difficile omogeneizzare un prodotto, omologare un prodotto, e quindi però questo noi dobbiamo sfruttarlo a favore, e quindi educando il consumatore riusciremo sicuramente a dare quel valore aggiunto e a far capire i nostri territori. Ci sono altre zone del mondo molto più omogenee, con delle stagioni molto più precise, e dove lì puoi modulare per il consumatore. Qui noi non possiamo modulare per il consumatore, l'unico aspetto è quello di educarlo. E certo è che dobbiamo imparare a volerci un po' più di bene. È un sentimento di autostima che dobbiamo formare. Il nostro patrimonio vitivinicolo vale e dobbiamo crederci. Ma una volta i cambi generazionali duravano 25 anni, oggi i cambi, le mentalità durano 6 mesi, forse è anche un'epoca temporale molto lunga. Tutto si mette in discussione, gli antichi mercati, pur sempre importanti, comunque sono in evoluzione, ma si affacciano nuovi mercati, dove noi, il Made in Italy, può avere un valore aggiunto ancora superiore a quello che non siano i vecchi mercati. Però dobbiamo ricordarci che bisogna fare sinergia a 360 gradi, dalla cucina, il territorio, al vino, alle persone. Tutto questo potrà portarci in alto e continuare a difenderci nel mondo ed essere un esempio. Il brindisi continua, e quale freschezza! Sono le bollicine più autoctone che si conoscano a firmare il nostro brindisi. Sentimenti divini, garantisce Colli Vicentini. Rituffiamoci ora nella terra delle risorgive, compresa tra l'Astico e il Brenta. Le aree agricole dell'alta pianura sopra la fascia delle risorgive possono dunque essere utilizzate al fine di ricostituire l'originario livello delle falde. Le superfici boscate messe a dimora e coltivate per favorire l'immissione di acqua superficiale nel sottosuolo per la ricarica degli acquiferi, oltre a migliorare la qualità e la disponibilità dell'acqua, possono essere gestite per molteplici finalità, sia di tipo produttivo sia ambientale. È certo che quella buona e brava persona che nel 1224 era San Francesco d'Assisi disse: «Laudato sì, mio Signore, e con tutte le tue creature, specialmente Messer lo frate Sole, il quale porta il giorno che illumina, e sorella Acqua, la quale è molto utile e umile e preziosa e casta». Forse direbbe oggi: «Laudato sì, mio Signore, per gli uomini che stanno facendo qualcosa di buono per sorella Acqua, oltre che per se stessi. Lavorare per l'ecosostenibilità ambientale è l'unica strada». E il Consorzio di Bonifica Brenta continua su questa strada e ha collaborato assieme alla provincia, assieme anche alla regione, e in particolar modo ad alcuni enti che sono sempre sensibili a questo, e naturalmente questa è la strada che stiamo percorrendo: dare un servizio al mondo agricolo, ma non solamente, e cercare di portare avanti il risparmio d'acqua. Io credo che questo esempio, quest'acqua, ma soprattutto queste piante che abbiamo messo giù qualche anno fa, e vedete già come hanno vegetato, se veramente daranno dei frutti anche per quanto riguarda il cippato, che abbiamo bisogno di risparmio energetico.
Una volta tanto diveniamo apripista di progetti destinati a migliorare la posizione economica degli imprenditori agricoli veneti e la qualità dell'ambiente. Una volta tanto, questa volta non è che necessariamente dobbiamo sempre andare all'estero a vedere quello che hanno fatto tedeschi, francesi, americani, giapponesi prima di noi. Abbiamo preso molto spunto per la parte relativa alla depurazione, quindi il ruolo che hanno gli alberi, la loro funzione depurante e così via. Mentre questa idea di poter usare un sistema agricolo senza sconvolgerlo, perché non è che portiamo via terra l'agricoltura, un'area di infiltrazione, io se voglio l'anno prossimo torno a coltivarci il mais in cima, non ho portato via un grammo di terra, non ho fatto niente di definitivo, non c'è praticamente cemento, non c'è praticamente niente. Quindi è una superficie che un'impresa agricola decide, come alcune che abbiamo già qui nel nostro territorio, di destinare finché ne avrà la convenienza, deve averla, qualcuno deve pagare il servizio di infiltrazione che si sta facendo, ecco, finché questa convenienza c'è l'impresa può lasciare lì una superficie destinandola a un'opera collettiva di ricarica e con ciò, ripeto, rimettendo anche al giusto posto l'agricoltore che purtroppo mettiamo sempre sull'altare, anzi sul piedestallo di quello che deve essere colpito e invece tante volte dovrebbe essere assurdo all'altare proprio di chi sta facendo tante volte in silenzio senza nessuna remunerazione un'opera fondamentale di manutenzione del nostro territorio. Con l'acqua, con le aree forestali di infiltrazione ne abbiamo un esempio penso molto semplice ma molto anche didascalico. Io recentemente sono stato contattato da un'agenzia delle Nazioni Unite che sta cercando delle best practice, delle pratiche da proporre poi ad altre parti del mondo e pare che questa idea delle aree forestali vada all'Expo 2015 di Milano. Il paesaggio si sta riconnotando, da ora e negli anni che verranno la scommessa è aperta. Se ben pensassimo, in questi luoghi le acque della Brenta sono state derivate per scopi irrigui. Le più antiche derivazioni dal fiume risalgono al 1300. Destinavano acqua all'uso potabile, all'abbeveraggio del bestiame, all'azionamento di ruote idrauliche di mulini, magli, segherie, al trasporto, la fluidazione del legname, all'irrigazione dei campi. Quest'ultimo col passare del tempo ha avuto il sopravvento su tutti gli altri usi, rappresentando il motivo di maggiore interesse delle derivazioni, questo soprattutto nell'alta pianura dove la permeabilità del suolo e dei sedimenti grossolani della conoide fluvio-glaciale della Brenta non avrebbe consentito, senza l'irrigazione, l'esistenza di un'attività agricola produttiva. Le rogge derivate dalla Brenta, il sistema di rogge originate dalla falda freatica in corrispondenza della fascia delle risorgive, raccontano la storia dei nostri territori. Ma quanto sta avvenendo ora racconterà una nuova, importante storia, di cui c'è da essere molto orgogliosi. Siamo nella civiltà dell'acqua. Questo è un progetto che si inserisce in una grande programmazione di consorzi, l'elemento principale proviene dalla Comunità Europea, inizialmente con queste aree di infiltrazione forestate importantissime. Logico che si inserisce anche in un progetto come quello di Riduc Reflui che è finanziato dalla Veneto Agricoltura per analizzare quello che può essere l'assorbimento o meno delle piante e quindi l'infiltrazione in falda di reflui. È inevitabile che questo è un progetto che si inserisce come dicevo in una grande programmazione fatta dai consorzi di bonifica su un livello più ampio, quello regionale, quindi iniziative che non sono di carattere specifico tecnico solo per gli operatori del settore, ma sono iniziative che riguardano la collettività. Peraltro i consorzi di bonifica operano nella collettività, perché in realtà vuol dire che stanno operando per mettere sempre di più in sicurezza, ma soprattutto per tutelare quella risorsa che è la risorsa idrica di questo progetto, peraltro principalmente, che ne vanno praticamente fieri tutti quanti. La terra, ingegnere, è un'officina instancabile. Guardandola, ascoltandola, interpretandola e applicando la scienza e la tecnica, si preparano nuove strade da percorrere. Sì, diciamo che abbiamo cercato di mettere in campo quello che la storia ci aveva già insegnato, cioè riprendere le risorse naturali e farle lavorare per il bene del territorio e di loro stesse, quindi nel nostro caso alberi e acqua.
un'associazione che ha portato a delle idee anche innovative, pur ripercorrendo momenti diciamo già della tradizione, mettendo a disposizione queste aree per ricaricare la falda nei momenti in cui c'è abbondanza d'acqua e in modo da poterla trovare quando invece l'acqua scarseggia. Basta uscire dai centri abitati e dai loro chiusi orizzonti dal loro superattivismo e di colpo la percezione del mondo si ridesta e si percepisce il cielo, pozzo profondo del tempo e dello spazio. Si pensa all'infinito, agli spazi che stanno al di là degli ultimi spazi pensati. Sempre il nostro sentire, il nostro sapere va a toccare i misteri dell'universo. E più crediamo di avvicinarci all'insondabile, rendendolo sondabile, più si allontana il mistero e si amplia. L'angoscia affiorante dal nostro pozzo interiore, dove sono accomunate le paure del nostro passato, la paura della morte della maggior parte o il rispetto per sorella morte di alcuni. Preferiamo appartenere ai secondi. La paura dell'infinito accompagnano la vita dell'umana creatura. Ritmicamente il nostro rapporto con la materia. L'infinito esiste intorno a noi e dentro le nostre profondità, emanazione del nostro rapporto e con il giorno e la notte, la dimensione geologica, i silenzi sconfinati che al mattino si dissolvono alla luce del sole. Un sole che risolve ritmicamente il nostro rapporto con la materia e con sensazioni e pensieri che si accendono e svaniscono nel pozzo profondo del tempo e della storia. Un sole che, come tanti altri soli nel cosmo, riscalda, attiva, vivifica e distrugge. Un centromotore nel tempo e nello spazio. Nel nostro microspazio, il corpo umano, il cuore è il nostro piccolo sole e ci tiene in vita. L'altro sole, non materico ma potente, la coscienza, è capace di orientarci nel mondo che abitiamo e ci consente di renderci conto di noi, abitatori di questo mondo e viaggiatori nello spazio, nel tempo e nella storia. È tempo di essere consapevoli della grandezza del creato per una rinascita interiore, in opposizione allo spianamento attuato dall'imbecillità e dalla superbia umana. È importante chiedere permesso. Ne abbiamo visti di luoghi amici dall'autunno scorso ad oggi e tanti luoghi della nostra passione geografica, del nostro sentire il territorio e la storia delle sue genti, coscienti e che la promozione delle risorse territoriali, paesaggistiche, storiche, culturali, economiche, sia un sostegno e un dovere che dobbiamo a questo nostro mondo. È molto importante capire che il sostegno si è in grado di inviarlo a qualcuno e qualcosa se si è individui che scelgono la moralità e l'etica. Non è la società del numero che deve abitare il mondo, è la società dell'autorealizzazione, della maturità. Sarà giunto il tempo, dopo millenni di storia, dalla comparsa dei primi uomini su questo pianeta, e che divengano maturi o no. E per noi è sempre l'ora di essere coscienti dei nostri doveri e della nostra dipendenza dalla natura. Ma siamo giunti ad un bivio epocale. Non ci sono mai stati 7 miliardi di abitanti. Non c'è mai stata una aggressività così preoccupante e la faccia tosta di fornire alibi ad una immaturità umana che forse qualche volta dovrebbe prendere esempio dalle bestie e smetterla di dire sei cattivo come una bestia. Basta dire sei cattivo come solo un uomo sa essere. E con l'augurio e la speranza di operare per la dignità dell'uomo e del mondo che ci ospita, di realizzare tanti amorevoli documentari e caramente vi saluto con tutta la squadra di Dimensione Civiltà e vi dico, non perdiamoci di vista, abbiate cura di voi e pensate un po' anche a noi. A presto, qui